essere ben chiatas a Novis. Arrivano a 430 voti in un infettas di Covid, chiatasintes ultimis 24 oris in Friuli Vignese Giulia. 311 dome a Trieste. E questa è la situazione sulla fonte dai DAS de Protezione Civile anticipas queste mattine dal vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, che l'ha sottolineato che al sedì da ora slargiassi il FUC tra i no Green Pass dei capitali giuliani a certificare gli testimoniances dai positivi che hanno avvenuto la loro partecipazione a corteus e manifestazioni dai dis passas. I corteus, la sclarite ricars, sono un burlaccio perfetto per il virus e non stin scomenzà proprio come avviò di IFS. A Estelis la percentuale dei positivi dei tampons che è la sua al 43%. Si è registrata il decesso di un uomo di 83 anni di Trieste con 20 persone ricoverate in terapie intensive e 122 in chiatri repars. Allarme delle aziende sanitarie universitarie Friul Centrale oppure continuare attività ordinarie alla sclarite il direttore delle aziende sanitarie Denis Caporale dove se la pandemia e resti drinti di determinarsi numers o saranno costretti altrimenti a ridurre i servizi e che sarà a discapito della salute dei cittadini. Il Dipartimento di Prevenzione da ora fa un gran lavoro di contact tracing e va in davanti Caporale. E ho domandin di essi sentiti dai cittadini perché di essi ascoltati dai cittadini perché non è così si può isolare in FES. Fin come le aziende sanitarie del Friuli Centrale ha fatto registrare 140 persone ricoverate con 36 pazienti in terapie intensive. È una natante in trasferimento di Chiaulis a Monfalcone con 2 persone sale affondate all'Arche di Sistiane. Immediato l'intervento dei capitaneri di Puarte dagli sguardi dal FUC di Trieste che hanno chiatato il corpo di onde dai due peschiadors alle un omp di 80 anni, intanto che non è stato invece individuato anche mo che l'altro omp che sarebbe Silfi di 50 anni una vittima di recuperare. E ai ricerchi se partecipa anche il nucleo dai pompiers di Vignesi, al nucleo volo per un sorvolo sulle aree interessate di queste brutte vicende. Chiamine colamorose e il Tian Daur in Tunchiamp al ben colpiti in muse di un balin di Chiace. Alle succeduti in zone di buie vittime infantate di disenufines trasportate Durman all'ospedale di San Denel Cence resta ferito per fortuna in maniera serie. Anche l'amorose e il Tian e sono stati colpiti, ma Cence riporta Dams. I due hanno clamato da Urman il 112 sul fatto come indagano i carabinieri delle compagnie di Tumiec e della stazione di Osof. È un brutto incidente stradale in tali incroci di via Lumignà e via Selvucis a Udin. In tune zone già teatri di altri tragedi sono macchine e date quintri un camioncino de scovacis de net poco prima dal sottopassaggio. A Bielapes il conducente auto che è rimasto ferito in maniera grivie. L'auto si è ribaltata più volte e finì sulla caresiade. Per il soccorso dell'automobilista è stato necessario tagliare la mierin dal cuvierte dall'auto per estraulio e dopo è stato portato da Urman all'ospedale di Udin. E a raccolte 12.000 firme la petizione quindi ovovia la di Trieste che varese di collegare il Puarte Vecchio con Opicina a contestare l'opera che il governo ha stanziato 45 milioni di euro diverse associazioni ambientalisti. La gestione sarebbe in deficit permanente e fase in savei organizzatori de raccolte de firme e a questioni economiche si zontaressin anche i dams ambientali e dal paesaggio con l'abbattimento di centenari di arbui dal bosco di Ciamp Romane, conseguenze di costruzione delle stazioni di Opicina dal parco di 40 e 780 puesti di auto.
E alle di 4 miliardi il quadro dei finanziari per il 2022 per la regione Friuli Vignesi Giulia. La metà delle risorse sarà destinata alla salute. Non si fevele l'assessore regionale Barbara Zilli. Voi in giunte regionali viene approvata in via preliminare la manovra di stabilità. Si tratta di più di 4 miliardi messi a disposizione di tutti i settori fondamentali per crescita della nostra regione. I pensi alla famiglia, i pensi alla salute, i pensi alle infrastrutture e alle attività produttive, al lavoro anche. Tutte le attenzioni che mettute insieme all'autonomia locale portano a dare risorse per far crescere il Friuli Vignesi Giulia. E sarà ufficializzata domani la partecipazione dal Friuli Vignesi Giulia al Giro d'Italia 2022. La corsa color rose è presentata fin come la partenza di Onghiarie e 7 tappe di planure dedicate ai velocisti. Certa invece lei rivade a Verone la tappe furlane e sarà presentata insieme con Chesse Movudis con più probabilità di attacchi e fuidis. Voi puntate su Madonna di Monte, che lei di Rivà su. Voi puntate su Madonna di Monte, che la arriva su anche le possibilità di sconfinare in Slovenia. È presente il vantaggio di grandi spazi, insomma è necessaria questa organizzazione di carovane di color rose. E anche per Usgnotta, le tutte, grazie di ben ascoltate, si vede domani sera. Mandi e grazie.